Quando ti domanderanno cosa stai facendo, digli che stai ricordando, perché è lì che alla lunga vinceremo. Sono passati 28 anni dalla strage di Capaci e noi siamo ancora qui, perché come diceva Giovanni Falcone, gli uomini passano, ma le idee restano. Diciamo che questo salottino ha una dedica particolare e scontata, scontata così come sono gli argomenti di questo salottino con Sicilia, di questo sabato 23 maggio 2020. Ragazzi, abbiamo un parterre di eccezione, con loro parleremo di Serie D, di eccellenze, di chi più ne ha più ne metta, e ve li vado a presentare uno per uno. Per la grinta e la passione abbiamo chiamato lui, il tecnico del Sant'Agata, mister Pasquale Ferrara. Ciao mister! Buonasera, buonasera, ciao Vittorio, grazie per l'invito. Intanto noto che hai uno sfondo davvero da invidiare, mister. Beh, diciamo che sono nel Residence by Filippo di Sant'Agata. Dopo il lockdown del 2 marzo sono tornato per la prima volta oggi a prendere le cose personali, sia al campo che qua, e liberare la stanza, quindi mi prendo un po' di aria bella fresca. Andiamo avanti con la presentazione degli ospiti di oggi, competenza e professionalità. Abbiamo con noi il tecnico del Palazzolo, Ciccio Di Gaetano. Ciao mister! Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Saluto Pasquale, complimenti per la location, da primo e secondo posto. Grazie Ciccio. E poi ne parleremo soprattutto di primo e secondo posto, perché oggi è fondamentale. E non solo uomini, però abbiamo chiamato anche una donna che è davvero competente di calcio. Abbiamo con noi il DG del Ragusa, Francesca Gregorio. Ciao direttore! Ciao a tutti, buonasera, grazie, saluto gli ospiti, ti ringrazio dell'invito e ti mando i saluti di un altro mister, il mio, da parte di Settineri, tanti saluti Vittorio. Grande mister Settineri, un mister competente, davvero bravo, che ha fatto miracoli a Ragusa, e poi ne parleremo. Vediamo se riusciamo ad avere anche online il tecnico di grande esperienza, l'allenatore del Canicattì, Pippo Romano. Ciao mister! Niente, non abbiamo mister Pippo Romano, però lo recupereremo in seguito, perché c'è da parlare anche tanto di Canicattì. Allora ragazzi, intanto, giusto per inaugurare, oggi dobbiamo partire per forza dalla giornata di ieri, da quello che diciamo si è svolto nel Consiglio della Lega Nazionale Dilettanti e dalle proposte che la Lega Nazionale Dilettanti ha fatto. Cominciamo un attimo dalla Serie D, perché in Serie D diciamo è stata proposta la prima diciamo di ogni girone, quindi 9 promosse in Serie C più 4 retrocessioni. Ragazzi, su queste 4 retrocessioni diciamo che si scateneranno tante polemiche. Mister Ferrara, tu diciamo per quanto riguarda la Serie D sei d'accordo con queste proposte che hanno fatto ieri in Lega? Credo che la Serie D è legittimo quello che ha fatto, è andato per regolamento. Il regolamento della Serie D cosa prevede? Che la prima vince, che la seconda, la terza, la quarta e la quinta hanno diritto all'eventuale playoff, retrocedono 4 squadre e 4 squadre sono retrocesse, hanno applicato il regolamento. Non vedo niente di anormale, di ricorsi, leggo, contro ricorsi, carta straccia. Saranno tutti a tutti i livelli, perché il presidente Gravina ha il potere assoluto che il governo gli ha dato, quindi non serve a niente protestare. Questo è il regolamento e questo bisogna accettarlo. La Serie D io condivido in pieno tutte le scelte che hanno fatto, perché hanno applicato il regolamento che c'è in vigore. Poi se fa la Serie D e l'eccellenza dove è saltato il banco, là ora possiamo parlare. Ci arriviamo mister. Intanto vediamo se abbiamo recuperato mister Pippo Romano. Mister Romano, ci sei? Mister Romano, ti vediamo ma non ti sentiamo. Ci sei? E allora abbiamo ancora qualche problemino con mister Romano, però intanto chiedo a mister Ciccio Di Gaetano, tanto diciamo di allenatori oggi ne abbiamo tanti, tutti competenti. Mister Di Gaetano, per un Palermo che festeggia la Serie C c'è un Marsala che comunque tra i tanti problemi si lecca anche le ferite, che ad oggi sarebbe comunque retrocessa in eccellenza. Ricordiamo però, voglio precisare che sono soltanto proposte, ma non c'è nulla di ufficiale ancora. Mister Di Gaetano.
Guarda, io ti dico la verità, non sono proprio d'accordissimo con queste proposte, o comunque non le sposo in pieno, perché comunque c'è da fare una premessa, che qualsiasi decisione verrà presa comunque lascerà scontento qualcuno. Quindi io penso che loro debbano in qualche maniera cercare di tutelare allo stesso tempo tutte le squadre e allo stesso tempo lasciare meno squadre, meno società, meno tifoserie, scontenti, cioè, meno squadre possibili da lasciare scontenti. Dico, non sarà semplice, però ti metti nei panni di un Foggia, per esempio, che ha un punto dal Bitonto, è una piazza importantissima e secondo me non la digerirà molto bene. Però, come dice Pasquale, c'è un regolamento, lo mettono in atto e quindi va magari non condiviso, ma rispettato sicuramente. Il Foggia va con i ripescaggi, è diritto a ripescaggio, quindi sarà ripescata sicuro. Lo so, però Pasquale, lo so che sarà ripescato probabilmente, però nel girone del Matelica c'è il Matelica che sta vincendo, 2 squadre a pari punti a un punto, e il Matelica che sarà ripescato. Notizie che nemmeno si vuole scrivere. Ho capito, i ripescaggi va bene, però per le retrocessioni secondo me non va bene assolutamente. Intanto online ci salutano già in tanti, ci saluta il presidente del Mazzara Titone, ci saluta il direttore Giovanni Martello, ci saluta Raffaele Gambuzza, ci saluta il direttore Nunzio Calogero che voleva salutare a Mister Romano, ci saluta anche Giampaolo Montineri che dice che ha le bombe monti pronte e le nomination pronte anche per gli ospiti di oggi, quindi ragazzi temete, perché Giampaolo Montineri potrebbe nominarvi in qualsiasi momento, non siamo il Grande Fratello ma quasi. Direttore Grigori, invece a te volevo chiedere, visto che sei un avvocato, diciamo dal punto di vista giuridico, cosa vuol dire, diciamo, che il decreto rilancio ha assottigliato a soltanto un grado il possibile ricorso? Questo è un beneficio per chi? La federazione. Allora, al di là, al di sopra di ogni regolamento ci stanno i principi, che le norme federali ovviamente seguono dei principi che sono superiori rispetto a tutte le leggi, ovviamente in particolare. E a parte dello scontento, perché ma sicuramente, come diceva il mister Gaetano, ci sarà comunque una società che non la digerisce bene questa scelta, questa decisione, e la proposta che il Consiglio di Lega presenterà ora al Consiglio federale, che ancora comunque deve approvare. E dicevo, è un principio primo, quello della competizione. Se non si svolge una competizione, assegnare delle promozioni oppure ancora peggio le retrocessioni così arbitrariamente, un pochettino da un punto di vista del principio sportivo che assegna dei titoli o comunque una promozione, ripeto, una retrocessione, però attraverso una competizione. Il fatto che non ci sia stato, comunque sono stati appunto fermati i campionati, ecco perché si parlava di un principio sportivo. Secondo il principio sportivo, allora continueranno le società professionistiche, le dilettantistiche hanno scelto bene di decidere in questa maniera. Quindi la lamentela scaturisce da questo, che in effetti giuridicamente non è tanto esatto, però in virtù di uno stato di necessità per forza maggiore, il Consiglio comunque federale dovrà decidere qualcosa. Dovremmo comunque metterci in moto, questo è il punto. Quindi qualsiasi scelta faranno, ci sarà sempre qualcuno che non sarà contento. Loro hanno deciso così, poi comunque si beccheranno anche i vari reclami. È vero che Gravina ha avvocato a sé alcuni poteri, chiedendo ovviamente al governo, perché appunto è lo Stato che dà questi poteri, di poi di decidere addirittura di toglierci anche la possibilità di difenderci nelle sedi opportune, ma sempre in virtù di un principio che è quello sportivo. Faccio un esempio: se durante una gara di atletica leggera, lo faccio perché il mio sport lo è stato, durante una gara, all'ultimo giro, per forza maggiore arriva un temporale, si blocca la gara, si ferma tutto, io non posso deliberatamente assegnare a chi l'ultimo giro passa dal traguardo un titolo. Lo sto facendo arbitrariamente, la gara deve concludersi, se no si ferma nel punto in cui è stata bloccata. Questo è il principio sportivo. Non posso assegnare il titolo in base alla velocità faccio l'esempio del centista Tortu, che sulla carta è il più forte, è vero,
Però se prima la gara non si svolge, io la medaglia non gliela posso assegnare. Il principe è questo, poi ovviamente qualcosa doveva essere comunque decisa. Ecco. Il principe è chiaro. Intanto, mister Romano, ci senti? Niente, il mister Romano lo vediamo ma non ci sente, diciamo è un'immagine qua che ci dà, diciamo, ci dà sostanza, ci dà presenza, però non lo sentiamo. Mister Ferrara, sempre parlando di Serie D, poi so che fremi per parlare di eccellenza e ci arriveremo, ma in Serie D chi è che paga di più questa situazione? Tra le squadre, dico, cioè come squadre? Savoia, Marsala, chi? Ma guarda, io ho detto prima e continuo, sono purtroppo le retrocessioni fanno male, è chiaro che fanno male, anzi malissimo, non è che, però se c'è un regolamento e hanno loro preso il regolamento alla mano, ci dobbiamo purtroppo, dico, attenerci, oppure se c'erano le condizioni per tornare in campo, infatti loro che stanno facendo. La Lega Pro sono professionisti nel bene e nel male, la Serie A, la Serie B, la Lega Pro sono professionisti, quindi i professionisti tentano di farla andare in campo. E infatti stanno, allora, e là non sono d'accordo perché i professionisti non ci sono le condizioni, la sanificazione ci costa tanti soldi, insomma, e non sono d'accordo per giocare. E noi nei dilettanti non siamo d'accordo se non promuovono, se retrocedono a tavolino. Ma qual è allora la regola che si deve fare? Come diceva giustamente la direttrice, ora il Consiglio federale, sta la palla al Consiglio federale, quello che decide il Consiglio federale, se viene notificato il tutto, si va avanti con le seconde che hanno diritto a ripescaggio, con le terze come terze, quarte come quarte e quinte come quinte, il principio del campo. Quindi c'è poco da parlare, non hanno fatto secondo me delle cose fuori le regole sono quelle, hanno rispettato le regole. In Lega Pro non vogliono giocare, che vogliamo fare? Mister Di Gaetano, ieri non so se hai letto su Gol Sicilia, abbiamo riportato un po', era un po' una provocazione quella di del tecnico della CR Messina, pensa bene, che diceva se riparte la Serie C, a sto punto perché non far ripartire la Serie D? Tu sei d'accordo o meno? Ti risottolineo ancora una volta che era più una provocazione che, diciamo, un'idea vera e propria. Sì, no, ma allora io parto dal principio che se è vero che magari loro hanno più possibilità per farlo ripartire, perché comunque magari girano più soldi, hanno più competenze forse, non lo so di cosa si tratta poi di competenze, però i professionisti è giusto che ripartano anche perché c'è un giro di soldi dietro che non indifferente rispetto ai dilettanti, però è pur vero che anche i dilettanti muovono parecchi soldi, è pur vero che come diceva il direttore non si può assegnare un titolo senza giocarlo e quindi penso che in qualche maniera si debba trovare la soluzione per concludere la stagione, anche perché io sento un po' quello che dicono nelle conferenze stampe quando fanno il Consiglio dei Ministri, cose, cioè le delibere che stanno facendo parlano anche che da giorno 3 giugno si possono rifare i banchetti, i matrimoni, cioè, quindi tu vai a fare assembramenti di 100 persone magari e poi ti confondi per una partita di calcio. Dico, non lo so, dico fino a che punto sia realistico o meno quello che tentano di fare loro, però fatto sta che comunque sia anche in funzione dell'evoluzione di questo virus, di questa situazione, si potrebbero prendere delle decisioni diverse da quelle che magari stanno pensando. Questo è un mio pensiero, attenzione. No, a proposito di questo che dici tu, però, mister, a me viene da chiedere al direttore Grigorio una cosa particolare, perché il ministro Spadafora si sta dimostrando, diciamo, aperto a tante soluzioni, però col calcio fa un pochino di ostruzionismo. A me veniva da dire, mi ricordo in quale puntata del salottino, ho detto che forse da piccolo lo mettevano in porta, non lo facevano giocare. Sì, infatti è proprio palese, è chiarissimo che un po' il nostro ministro, dico nostro perché facciamo tutti parte del mondo dello sport, che si atteggia in maniera, cioè sta snobbando un bel calcio, lo fa traspare da questo, perché se in un'intervista tu dichiari
che stanno lavorando appunto per far ripartire tutti gli sport, quindi parla in primis della danza, di tutti, e poi alla fine nomina il calcio, vuol dire che lo sta facendo qualcosa di proposito, ma un po' anche perché il calcio è vero, è lo sport diciamo che è più seguito al mondo, poi in Italia c'è un fanatismo assoluto e quindi forse questo atteggiamento di essere superiore rispetto agli altri, lui l'ha fatto al contrario, quindi va bene, quindi si occupa di tutti gli sport e compresi con questi c'è anche il calcio. Però più che seguito, scusami direttore, è proprio che non si capisce il fatto che il calcio sia proprio un'azienda, questo è quello che voglio sottolineare io, che voglio che si capisca. Ma l'errore che si fa sempre, spessissimo lo facciamo, in tanti lo fanno anche perché un uomo, quindi, cioè diciamo tendenzialmente può sbagliare, è il fatto di farne una cosa personale. Lui è il ministro, quindi non si può porre, se ti fa antipatia il calcio come sport, deve capire che il calcio in assoluto è lo sport più seguito e più praticato e appunto l'aspetto più importante è quello economico. Però dall'altro lato, così a scendere, io mi pongo allo stesso modo come Gravina nei confronti del ministro, anche noi in società dilettantistiche che siamo le più penalizzate, anche loro comunque devono, anziché spesso girare le spalle, magari rivolgersi alle società e condividere, concordare, utilizzo le stesse parole del nostro presidente del comitato regionale che voleva condividere e concordare, ma noi non siamo stati mai contattati. Anche con i colleghi, se chiedo ai colleghi, nessuna associazione sportiva è stata partecipe almeno anche ad una riunione, non ovviamente personalmente, ma come stiamo facendo adesso, per capire qual è l'UNS, quali sono le nostre esigenze, quali sono le richieste e quali società, perché se io vado a proporre, che cosa propongo in consiglio se non so nemmeno di che cosa hanno bisogno le associazioni sportive, che cosa andiamo a chiacchierare. Io mi permetto di dire questo soltanto perché, a differenza di quello che sta succedendo nel calcio, essendo consigliere federale di atletica leggera, noi in questi giorni abbiamo tutte le associazioni dilettantistiche, quindi ASD e SSD di atletica leggera, già abbiamo fatto tutto, abbiamo concordato, abbiamo mandato la lettera al presidente regionale, ci ha risposto egregiamente e delicatamente, abbiamo parlato delle nostre difficoltà, ci ha risposto e ora verrà vagliato tutto. Perché questo non può succedere nel calcio? Cosa andiamo è successo, direttrice, nella Lega Pro con Ghirelli gliel'hanno buttato. Esatto, però c'è fatto il confronto le società, poi quanto vale? Poco più di niente. Mister, però una cosa, c'è una contraddizione allora in quello che si dice in genere. Intanto scusatemi se vi interrompo, salutiamo mister Romano. Ciao mister. Niente, il mister, scusami, il direttore Gregorio continua perché il mister non ci sente. Io dicevo, siamo importanti, lo siamo, non soltanto le associazioni sportive per fare ovviamente la base, diciamo, costituiamo la base, o diciamo che siamo importanti ma lo dobbiamo essere fino alla fine importanti, anche quando si decide. Non pretendo di partecipare, ci mancherebbe, attivamente alla causa, però dal mio presidente, da colui che mi rappresenta, io mi aspetto il minimo contatto, cioè che si rivolga alle associazioni sportive, perché quando si decidono delle cose e poi iniziano i campionati e magari il maggior numero delle associazioni sportive non si iscrivono, che figura ci fa? Se tu non lo sai quali sono le nostre esigenze e quali sono le nostre potenzialità. E questo è un problema grosso. No, è chiaro, quello che vuoi dire, direttore, è abbastanza chiaro. Volevo cogliere l'occasione per diciamo, mandare alcuni saluti ai nostri ospiti, perché mister Di Gaetano ti saluta Sergio Sabatino, che l'ho visto allenarsi a Corleone io di recente. Lui dice, ricordiamo che ha la Sicola Leonzio. Vi siete conosciuti a Trapani, se non sbaglio? No, con Sergio abbiamo giocato insieme ad Alcamo, a Caltanissetta, poi a Trapani l'ho avuto come giocatore, ma abbiamo giocato insieme 2 anni alla Nissa e 1 anno ad Alcamo, abbiamo vinto tanto insieme, Coppa Italia, campionati, insomma. Invece a mister Ferrara volevo mandare un altro saluto, ti saluta un tuo giocatore, Robertino Assenzio, e ti dice carina la maglia del mister. Diciamo mister, come look sei sempre stato un po' eccentrico, anzi mi aspettavo che venissi con gli occhiali da sole oggi.
e qua il sole fra poco mi abbaglia, ora ce li ho pronti. Mi metto. Allora promettiamo che nella seconda parte avremo Mister Ferrara con uno dei suoi proverbiali Sì. occhiali. Mister, Sì. ma quanti ne hai a casa di occhiali? Ho perso il conto. Poi gli occhiali servono ad avere un più carisma e un sintomatico mistero. Mister, ti volevo chiedere invece, passando, intanto ci saluta anche Sami El Amroui. Ciccio Di Gaetano, te lo volevi portare a Palazzolo quest'estate, o sbaglio? Cioè, se lo volevano portare, tu non Io c'eri quest'estate ancora, ero a tu non c'eri casa. Io ancora, ero a infatti. casa quest'estate. Non c'eri ancora, però mi ricordo io che si parlava di calciomercato e si parlava di Sami a Palazzolo. Poi lo chiederemo magari a chi c'era a quel tempo. Però ti sarebbe piaciuto ritrovartelo in squadra? È un buon giocatore, poi anche un bravo ragazzo, quindi ormai è pure mezzo palermitano, se non sbaglio. Quindi... Sì, ormai sì. Allora, Mister Ferrara, ti stavo dicendo, passiamo un attimo all'eccellenza. Oggi avevamo invitato, non per caso, due squadre che sono seconde nelle proprie classifiche. Cioè, tu sei secondo in eccellenza B e Mister Romano, con il suo Panicattì, era secondo in eccellenza A. Non abbiamo fatto questa cosa per caso, perché comunque ieri, dalle proposte del Consiglio, si diceva che le prime vanno di diritto in Serie D, quindi Paternò per l'eccellenza B e Dattilo per l'eccellenza A, mentre le seconde dovranno rientrare in un circuito di altre 8 che verranno promosse, diciamo le 8 che prima venivano promosse tramite playoff, entreranno in un circuito in cui dovranno essere ammesse soltanto 8 squadre e si andrà per meriti sportivi, per bacino d'utenza e per impianti sportivi. Mister, tu da secondo, diciamo che comunque potenzialmente eri a -4 con lo scontro diretto in casa, ricordiamoci anche quei famosi 3 punti persi a tavolino, comunque col Paternò nelle ultime giornate te la potevi ancora giocare, o sbaglio? È chiaro, noi che se il Paternò ha fatto un grandissimo campionato equivale anche a quello nostro, perché noi, come dicevi bene tu, senza quel giallo nella partita vinta col Catania San Pio eravamo ad un punto con lo sconto diretto in casa. Lo siamo a 4, avevamo lo sconto diretto, quindi diciamo intanto che bisogna vedere il Consiglio, la FIGC, se questo viene ratificato o meno, perché poi ieri non hanno, alla fine, per l'eccellenza non è stato deliberato nulla, mentre per la Serie D è stato deliberato il tutto, per l'eccellenza non hanno deliberato nulla. Questo cosa significa? Parole di corridoio, di quel che si dice, perché sai, dille per dire come ti pare, sembra sempre la chiacchiera, sembra che la Serie D voleva 4 posti e 4 posti l'eccellenza. Per questi 8 posti non c'è stato l'accordo là ed è saltato il banco, si dicono tantissime cose, alla fine bisogna vedere cosa possono pure stabilire, che le 8 siamo 28 squadre, però alla fine se deve avere l'alternanza fra la Serie D, chi retrocede per esempio il Corigliano, o squadre che scendono per la classifica avulsa vogliono la possibilità fra Serie D ed eccellenza arrivare a questo compromesso, bisogna creare un girone in più per accontentare tutti. Ecco, credo che la ratifica del Consiglio federale e l'accordo fra Serie D e eccellenza è saltato il banco. Qualcosa è successo, perché se non hanno dato ufficiale le prime, Paternò e Dattilo non li hanno date né tantomeno le seconde, ci sarà qualcosa che noi non sappiamo e che il giorno 3 verrà fuori. Ma che percentuali c'hai Sant'Agata di essere ammesso tra queste 8? Chiariamo ancora una volta che se queste proposte dovessero diventare ufficiali, perché c'è questo... Guarda, io ho dato un po', visto, ci sono corazzate, ci sono centri tipo Pozzuoli, la Puteolana, che fa 80.000 abitanti, Sessi Levante ne fa 40.000, Gaeta ne fa 30.000, Ancona, l'Anconidana, poi ho visto che c'è pure un'altra squadra del girone, la Lumezzane. Parliamo di squadre con un passato glorioso e con un bacino d'utenza. Sant'Agata fa 14.000, voglio dire, anche da questo andare a mettersi in competizioni con bacini di utenza è pure sbagliato in un certo senso. Paghi il bacino e poi magari non hai la società. Ecco, Milazzo, Igea,
parliamo di bacino di Barcellona di 50 paesi di 40.000 abitanti, in mano a chi era il Milazzo e ne ho pagato le pene io, in mano a chi era? L'Igea portata a Milazzo, in mano a chi era? È un bacino d'utenza di 40.000 in mano a dei banditi. La verità è questa, come lo Stata Cilana negli anni fa. Di che cosa parliamo? Quindi voglio dire che la federazione deve scegliere, la federazione deve essere attenta a valutare le persone, gli uomini. Sant'Agata è 5 anni, ha fatto una promozione dalla promozione all'eccellenza, quarto posto il primo anno, playoff, secondo posto semifinale con la Fragolese persa la semifinale, l'anno dopo terzi, quest'anno secondi. Se guardi i meriti degli ultimi 5 anni, ha fatto sempre con grosse squadre e con investimenti importanti. Noi, non perché sono parte chiamata in causa, credo che si deve scegliere sulla qualità delle persone che hanno fatto calcio, fare l'RX se voglio fare calcio credibile. Ora leggevo ieri attraverso il Gol Sicilia, e sentendo anche qualche ragazzo vicino a me, un esempio, Biancavilla, no? Biancavilla, Ciccio vince un grande campionato. Anche la Gregorio. Ecco, bravissime. Arriva l'anno dopo a calcio in culo, aspetta, poi cambiano 2 allenatori, come hanno cambiato. Squadra nuova oggi, agosto, settembre, ottobre, sono ferma a novembre. A novembre! Ma cosa stiamo discutendo? Ma è calcio. Allora la federazione deve essere attenta, osservatrice dall'alto, di dare e essere garante che i campionati vanno in mano alle società, a gente professionale, seria, che investe non soldi virtuali, ma soldi reali. Queste sono le tu ogni 2 mesi Serie D vuoi fare, io gliela farei fare a tutti questi che chiedono, tutti, gliela farei fare alla Grepo e Girone, gli direi ogni 2 mesi tu come sei a posto, subito, ogni 2 mesi deve presentare solo dilettanti, fare i minimi rimborsi spese, gli accordi che ci sono ed essere costante nei pagamenti. Ogni 2 mesi. Chi non è in regola cominci da subito. No che ora questi ragazzi fanno le vertenze, entro il 31 maggio andavano fatte per prendere, quindi, e poi partono con un debito. Biancavilla già ha un debito. Più deve iscrivere di nuovo la squadra, dove arriva il passo, bisogna farlo. Il Sant'Agata, se ha soldi reali e vuole fare, sa a cosa si va incontro. Fare società e fare tanto per fare i campionati. Il passo si fa, non si fa mai più lungo della gamba. La credibilità va avanti. Se ci sono le condizioni, bene, non ne fanno calcio. Io devo allenare se ci sono le condizioni, non per forza. I presidenti devono fare calcio, ma non glielo obbliga nessuno, mica gli punto la pistola, devi fare calcio. Assolutamente. Quindi questa deve essere, secondo me, l'idea chiara e corretta. Diciamo che è difficile non essere d'accordo con quello che stai dicendo tu, con diciamo la qualità del calcio siciliano aumenterebbe soltanto nel momento in cui ci sono delle società attendibili. Ricordiamo comunque che Igea e Milazzo quest'anno si sono rilanciate con nuove società, ci auguriamo ritornino presto nel calcio che merita. L'Igea a quanto pare comunque dovrà essere in eccellenza, il Milazzo potrebbe anche, in virtù del cammino di Coppa, ritornare in eccellenza anche attraverso i ripescaggi. Mister Di Gaetano, si parlava di Biancavilla e ci saluta, vi saluta a te, alla Gregorio, vi saluta Max Lucarelli che proprio ieri ha dichiarato diciamo che lascia il Biancavilla. Diciamo che Mister Di Gaetano, dopo che avete fatto il miracolo, tu, la Gregorio, diciamo i ragazzi, che tu hai dichiarato più volte che eravate da soli, diciamo che il Biancavilla anche adesso, anche con la lettera, hanno fatto la lettera ai giocatori di recente, la lettera aperta dei giocatori che comunque dicono di non essere pagati da tanto tempo, diciamo che non naviga in acque serene, no mister? Ma guarda, questo mi dispiace per i ragazzi, soprattutto che stanno vivendo questa situazione. Per quanto mi riguarda ti dico che ok, abbiamo vinto il campionato, poi c'è da fare una piccola modifica a quello che ha detto Pasquale prima, perché nessuno mi ha preso a calci in culo. No, nel senso buono, Ciccio, chi vince in genere rimane. Lo so. Anzi, ne approfitto per ricordare ancora una volta. No, ma lo so, ma sto scherzando. Dico, ne approfitto ancora una volta per fare chiarezza su questa cosa qua. Io ancora qualche giorno prima, sapendo che chi gestiva quella situazione era improvvisato e non era cosa, avevo detto che non avrei continuato quell'avventura a Biancavilla, molto prima che loro dicessero che io non rientravo nei loro piani. Però dico, detto questo, che poi alla fine conta poco,
Dispiace per questi ragazzi, però ripeto, la mattina non ci si può svegliare e dire oggi faccio calcio perché ho 2 lire in tasca, perché poi quando ti accorgi che non sei capace e non hai come ti posso dire, la coerenza di dire aspetta, faccio un passo indietro perché non sono buono e lascio tutto in ordine, e allora che fanno molti? Lasciano tutte cose in 13, come si suol dire a Palermo, e pensano di aver fatto la cosa migliore, ma così non è. E quindi, se da un lato mi dispiace, dall'altro... Sì. No, continua, mister. No, dico, se da un lato mi dispiace per Biancavilla, perché comunque sia è un posto dove ho vissuto 8 mesi tranquilli, fantastici, ho fatto conoscenza con persone del luogo e quindi ti posso dire che c'è una bella realtà come paese, no? Dico, però se poi deve andare a fare calcio improvvisato, tanto vale che non ci si mettevano ad andare in Serie D. Cioè, quello è il discorso. Perché molti vogliono andare in Serie D, poi non hanno idea di che cosa significa affrontare un campionato del genere e gestirlo nella maniera più corretta possibile, no? Quindi, se non hanno le idee chiare, secondo me, nemmeno devono provarci. Chiaro, mister. Volevo, chiedere all'avvocato Gregorio se aveva qualcosa da aggiungere su questa esperienza di Biancavilla e su queste parole dei 2 mister. Sì, una battuta però veloce. Intanto devono avere le idee, poi avere le idee chiare. Per quanto riguarda Biancavilla, ovviamente è casa mia. Il calcio Biancavilla, mentre io mi allenavo correndo, ovviamente l'ho sempre seguita la squadra. Quindi mi dispiace veramente tanto che poi si siano trovati i giocatori e il contesto in questo stato. Io vorrei anche aggiungere che non necessariamente si parla cioè dobbiamo puntare sui soldi, quindi l'aspetto economico che sia quella la cosa più importante in assoluto, perché da un punto di vista appunto regolamentare, federale, nei dilettanti già sono previste le norme che ci impongono di rimborsare i giocatori, quindi di non svenarci come società a spendere chissà quanti soldi. Pertanto dico che ovviamente, a differenza di quanto ha detto il mister poco fa, non credo che sia possibile per il consiglio, diciamo la federazione, il comitato, fare da inquisitore, cioè non è che può andare ad indagare sul potenziale economico delle società, quindi si hanno la possibilità di chiudere la stagione o meno. Questo non è compito loro, anche perché la cosa viene regolamentata, ci sono delle leggi che ti dicono che più di un tot di soldi, ragazzi, anzi regolamentano appunto il budget massimo che un ragazzo può ricevere. Il fatto che non ci siano, come diceva la mister Di Gaetano, persone competenti, capaci di organizzare, capaci di programmare e quindi capaci di portare avanti un progetto, proprio perché le figure si improvvisano e questo è il male del calcio. Tante cose sono improvvisate. Cioè io non posso, appunto, come diceva il mister, autonominarmi dirigente. A volte è imbarazzante anche per me quando mi chiamano direttore, perché devi avere le giuste competenze, devi piano piano fare esperienza e anche avere l'umiltà di sentire, di aggiornarti, di collaborare e farti collaborare. Io, per esempio, la scelta del mister Di Gaetano l'ho fatta perché ritenevo che fosse una persona, un tecnico preparato, di una certa caratura, di un certo spessore, quindi un'eccellenza mi dava manforza, perché io non ho tutta questa esperienza. Pertanto a me era utile avere una persona che nello spogliatoio si presentasse in un certo modo con i giocatori per raggiungere certi obiettivi, e per me è stato vincente la nostra. Chiaro, direttore, chiaro. Intanto ti volevo anticipare, però ci arriveremo dopo, che ti stanno commentando in tanti da Ragusa che vogliono sapere novità sulla riunione che c'è stata stamattina, che io so per sicuro che ci sia stata questa riunione, ma ci arriveremo dopo. Volevo sottolineare una cosa, sia per gli amici di Paternò, sia per gli amici di Dattilo, che, diciamo, nessuno mette in dubbio
quanto abbiano fatto Dattilo e Paternò. Cioè nessuno qua, penso né mister Ferrara né mister Di Gaetano, l'avvocato Grigore, né Gol Sicilia in particolare, mette in dubbio che il Paternò e il Dattilo meritano la Serie D. Cioè possiamo chiudere gli occhi e starne a parlare un'ora. Cioè il Paternò merita la Serie D, il Dattilo merita la Serie D, così come lo meritano anche Siracusa, Igea, Agi Sant'Antonio e Sciacca. Però voglio sottolineare che anche le seconde in classifica, avevamo qui il Canicattì di Pippo Romano, abbiamo il Sant'Agata, ma mi viene in mente anche che ci seguono anche l'Acque Dolci o anche il Pozzallo nel girone di Siracusa. Cioè io voglio far capire che anche alle seconde bisogna dare un'opportunità, perché comunque anche loro hanno giocato, hanno speso, hanno investito tanto. Sbaglio o non sbaglio? Mister Ferrara, mi rivolgo a te che sei in prima persona, diciamo. Sì, non sbagli, perché così c'è poco da sbagliare. Purtroppo voglio un pochino rifarmi quello che diceva il direttore. Ho sentito parlare di progetti, ma i progetti facciamoli fare agli ingegneri e agli architetti. Nel calcio i progetti non esistono, sono solo fumo negli occhi. Sento parlare un progetto. Ci sono ingegneri e architetti, direttore. Già parliamo di soldi virtuali reali. Io su quello. Poi per il secondo posto, diciamo che la graduatoria del secondo posto è molto complessa anche là. Dico che perché hai un vantaggio, ma un vantaggio relativo. Bisogna vedere le piazze, bisogna vedere quanti posti ci sono, bisogna vedere se la Serie D di queste che scendono possono attingere una di Serie D e una d'eccellenza. Quindi è un piccolissimo vantaggio che però non è detto che ottieni la categoria. Io, da quello che ho capito io, parlando anche qua col direttore a Sant'Agata e con i dirigenti, loro, se c'è la condizione che si faccia la Serie D, ma no, attenzione, senza polemica, allora hanno l'entusiasmo, la voglia, perché da tanti anni che provano, ma se ci deve essere l'eccellenza credo che finisce qui. Dicono loro ora o mai più. Quindi se il campionato può essere un campionato questo di Serie D, allora le condizioni loro sono in tanti, possono sobbarcarsi, credo, si devono rimare alcune cose giustamente fra di loro e farsi bene conti per dare soldi virtuali, allora bene. Se devono fare l'eccellenza credo che non la fanno, che non gli interessa più. Però mister, è un peccato perché ormai da 3 anni il Sant'Agata investe tantissimo, da 3-4 anni investe tantissimo per la Serie D, ha anche diciamo ristrutturato il Fresina, diciamo sarebbe un peccato, perché io ho letto anch'io le parole del presidente Ortoleva che diceva senza Serie D loro fanno un passo indietro, però è un peccato questo. Ma vedi pure Vittorio, perché a volte si vive di stimoli, no? Dopo tutti questi anni oggi, io parlo pure perché io credevo al primo posto, parliamoci chiaro, per gli sconti diretti che c'erano, io voglio il primo posto. È chiaro che noi pure ci sentiamo un po', tutto rispetto per il Paternò, che io sempre mi sento con Vittorio, che è una persona che stimo tantissimo, per il lavoro che hanno fatto. Gaetano ci conosciamo da piccoli, voglio dire, non metto in dubbio il Paternò, dico però con lo sconto diretto in casa nostra e con Giare che dovevano andare, Rosolini, voglio dire, era ancora tutto aperto. Anche noi ci sentiamo un po', è chiaro, no? Come credo che Rosolini terza, pure loro si sentono che gli hanno tolto qualcosa che potevano ambire anche loro al secondo posto. Chi lo dice? Questo è chiaro che tutto nell'aria, come sono state le 4 retrocessioni della Serie D, è chiaro che brucia anche a me da secondo in classifica, uno sconto diretto in casa, che dopo che ho perso a Paternò ho vinto 9 partite consecutive, un pareggio da ciccio in una settimana di metà gennaio, in cui il virus, noi già abbiamo anticipato quello che è la realtà di oggi, siamo partiti per Palazzolo con Filippo Tiscione all'ospedale di Sant'Agata, ricoverato per un attacco diciamo di non lo so di che, con le mascherine siamo partiti. Abbiamo perso in settimana 3-4 giocatori che non si sono allenati, il pullman con le mascherine, e abbiamo pareggiato una partita dove ne ha vinto 9, dico dopo la sconfitta di Paternò. Voglio dire che il nostro lavoro è sotto gli occhi tutti, quindi questo, e chiudo, è un concetto fondamentale, credo, per il città di Sant'Agata. Diciamo che facendo un po' di ironia, il Sant'Agata ha portato le mascherine in Sicilia prima del Covid.
È la verità, siamo andati veramente, credimi, siamo andati a una squadra dimezzata che tutti hanno avuto l'influenza e tutta la settimana ho allenato 6, 7, 5, guarda, credimi, solo Assenzio, come si chiama, e Benniraci e io non abbiamo avuto, diciamo, nessuno. Gli altri tutti hanno saltato tutti gli allenamenti. Vabbè, eravate asintomatici voi, gli altri invece avevano i sintomi. Mister Di Gaetano, ti voglio chiedere due cose. Uno, ho visto che sorcevi il naso un po' sul fatto del progetto, cioè non sei molto d'accordo sulla questione progetto. E invece l'altra cosa, volevo che tu tornassi anche tu, da uomo di calcio, sulle seconde posizioni, su quanto sono penalizzate da questo stop ai campionati le seconde. Allora, riguardo al progetto, purtroppo mi devo andare contro a quello che ha detto Pasquale, perché per quanto mi riguarda, in quasi tutte le mie esperienze calcistiche, diciamo, ho avuto la fortuna, non lo so se è stata fortuna o è perché magari ero bravo e quindi mi cercavano le squadre che avevano progetti, però il progetto più lampante è quello che abbiamo sposato a Trapani. Cioè noi a Trapani siamo andati in Serie D sapendo che c'era un presidente che era da anni che spendeva soldi, aveva un progetto. Ho capito, però, che il progetto hai avuto, hai vinto, non ce n'è, bisogna avere, capito, il senso di progetti. Sono chiacchiere che sento, capisci? Non è che è chiaro che Morace lo ha dimostrato nel tempo, ma quanti Moraci ci sono in Sicilia? Dico, tu sei la cosa lampante di no, lo so, vabbè, ma io ti dico, capisci? Se posso intervenire un attimo, diciamo che per trovare una mediazione, quello che intende il mister Ferrara è che in tanti che parlano di progetto in realtà poi il progetto non ce l'hanno, cioè penso che sia questo, cioè siamo d'accordo tutti che con un progetto reale. Su lasciatemi, io ti dico, su questo sono d'accordo con lui, che molti dicono di avere un progetto e poi in realtà non ce l'hanno, quello sì. Però se tu mi dici che il progetto non è importante, io ti dico no, perché se io non sarei andato a Palazzolo se non ci fosse stato un progetto dietro che mi ha aspettato il presidente. Ma Cutrufo, parliamo di che parliamo? Sinonimo di capito, serietà. Ma se io... Sant'Agata, perfetto, ma infatti io ti dico, pochi sono, dico, ma infatti io ti dico, ma se al posto di Cutrufo ci fosse stato un altro presidente, no? Magari con le credenziali diverse da quelle che ha lui, probabilmente io non sarei andato, perché comunque sia non avrei avuto modo di allontanarmi da Palermo per 300 chilometri e stare lì a fare che cosa? Ma siccome lì c'è un progetto, una persona che comunque sia è di calcio, sa di calcio e vuole fare calcio in una certa maniera, e quindi il progetto è importante. Se no io non vado ad allenare nella prima squadra che arriva, come dicevi tu, io mica devo allenare per forza, però il progetto per me è importante, dico, io a questo ti dico. Poi è normale che non ci sono tutti i Moraci sono le mosche bianche del calcio, quello è ovvio, però il progetto è importante, è fondamentale. Abbiamo trovato la quadra tra mister Di Gaetano e Pasquale Ferrara. Diamo parola, diciamo, alle donne, all'avvocato Gregorio. Avvocato, dica la sua. Volevo aggiungere questo. Quando si parla di progetto, è vero che la parola che esce dalla bocca sembra vero che si parli sempre di grandi progetti. Per progetto progetta l'ingegnere, può progettare anche no. Cioè non necessariamente devo fare nel progetto grandi opere, posso fare nel mio piccolo quello che in quel momento sto facendo. Io lavorando in una società, in un contesto dilettantistico, quindi di eccellenza, sistemo un programma, appronto un programma, ho un progetto da qui alla fine del campionato. Per progetto non necessariamente, appunto, ripeto, si intendono le grandi cose, faccio dei passi però programmati, progettandomi con un certo equilibrio, come si dice, non facendo il passo più lungo della gamba, e non la parola, per esempio, dell'investimento non significa perché ho acquistato in 3 giocatori tutta l'annata
non è un investire, non è investire in questo se i giocatori vanno via, però quando mi giro al magazzino non c'è nemmeno una maglietta, non è quello l'investimento, è su tutto, sul settore giovanile, sull'attrezzatura, su tutto. Questo io intendo come progetto in quanto mi programmo la stagione, lo posso fare anche nel mio piccolo, questo intendevo mister. A proposito di progetto, direttore Grigorio, diciamo che a Ragusa quest'anno qualche problema l'avete avuto, ne parlavamo poco fa, diciamo tra te e il mister Settineri siete stati i due a tenere in piedi la baracca praticamente da soli, quindi gran parte del merito della stagione che ha fatto Ragusa, che ricordiamo era ai playoff, è di mister Settineri e del direttore generale Francesca Grigorio, e lo diciamo senza problemi. Allora, concretamente, ovviamente il mister ha continuato nella sua opera da allenatore. Io ho dato manforte, appunto mettendo un po' di equilibrio, cercando di mediare il presidente, quindi la società e i ragazzi e la squadra. Fondamentalmente noi poi siamo rimasti in pochi, cioè io lo posso dire, eravamo 4 in campo, 4 compreso l'allenatore in seconda, il mister e più la squadra. E una difficoltà grandissima che ho incontrato è aver giocatori del Catanese e giocatori che erano a Ragusa, quindi eravamo in parte a Catania, in parte a Ragusa, quindi dovevamo fare avanti e indietro la scuola con questi ragazzi accompagnati. Ora, non lo so perché si etichetta il Ragusa come la squadra, è vero che ha subito, come la squadra che stava, diciamo, era un disastro totale, non è così, perché le prime 7-8 giornate erano primi in classifica, poi se in corso d'opera appunto un presidente si accorge che magari non può più compiere quel grandissimo sforzo economico, decide e non farcela più anche a raggiungere l'obiettivo che non si era prefisso comunque di vincere il campionato. Ce n'erano altre società che ambivano alla vittoria del campionato. Se decidere di cambiare politica, non vedo quale sia il problema. Lo fanno in tanti. Cioè, abbiamo cercato di continuare la nostra corsa a raggiungere un risultato migliore possibile, magari diminuendo di gran lunga le spese. A fronte, per esempio, di un giocatore come Savassa che va via, però abbiamo preso giudice creativo. A fronte di un centrale abbiamo preso un altro centrale difensivo. Sono stati sostituiti perché economicamente è insostenibile. Non vedo quale colpe ci siano in questo. Anzi, questo è un vanto che una società riesce ad agguantare un passo, diciamo un posto come i playoff, addirittura diminuendo. Questa è bravura, secondo me. Poi, no, ma infatti lì è quello che dicevo io, è la bravura di mister Settineri, che diciamo una squadra che era già salva e quindi doveva diciamo galleggiare, lui è stato capace di tenerla su e diciamo davanti a squadroni come Giarre, e mi scuserà mister Di Gaetano ma anche del Palazzolo, nel senso mister Settineri in questo, perché mi ricordo soltanto 3-4 nomi che se ne sono andati via. Se n'è andato Urquiza che gli teneva sulla difesa, se n'è andato Pablo Pigliuca al centrocampo, se n'è andato Luca Savasta, adesso il portiere Caruso. Ne abbiamo presi altri. Abbiamo preso altri ragazzi che comunque sono giovanissimi, questo è vero, ma anche di qualità. Noi avevamo 3-4 giocatori che provengono dal settore giovanile del Catania. Non abbiamo preso così a caso dei ragazzi. Calì veniva dal Palazzolo, Napolitano, ex Calcio Catania. Tanti, lo stesso Lanzanò veniva dal Biancavilla della Serie D, ex Calcio Catania. Lo Cellentini non penso che siano da meno, aveva giocato nel Paternò lo scorso anno allo stesso campionato di eccellenza. Non vedo quale disastro. No, ma sicuramente, però diciamo che c'è stato, come diceva lei, non nego il fatto che problemi di natura economica ci siano stati, però è anche vero che se tu fai affidamento anche a degli aiuti che poi non ti arrivano, è normale che ti senti ovviamente il terreno tolto da intanto, chiaro, intanto ho visto spuntare diciamo un paio di occhiali da sole che sono tutto un programma. Vediamo se gli occhiali riescono a fare il miracolo di avere con noi mister Pippo Romano. Mister Pippo Romano, ci senti? Ci sei? Pippo? A tutti, scusate, ma ho avuto un po' di connessione. Un abbraccio a tutti, ciao Pasquale, ciao Ciccio, buonasera signore. Buonasera. Intanto Vittorio non
Ma sono occhiali da vista stati... perché ormai con l'età che avanza abbiamo bisogno degli occhiali mister, parlavamo però degli occhiali di mister Ferrara, che anche Assenzio diciamo che dice quelli sono di classe. La classe che avevi tu quando giocavi a calcio, che mi hai fatto scialare a Messina, come veniva a vedere le tue partite, caro Pippetto. Quella è la classe, quei tipi di giocatori dove sono più da noi. Ce n'è uno accanto a noi qua, Ciccio, che è stato un grande calciatore anche lui. Ciccio me lo ricordo di meno perché era in una zona che io abitando a Barcellona su Messina ero molto, venivo molto spesso. Lo ricordo perché un anno mi fece gol, io allenavo il Modica, lui giocava con la Nissa e mi fece un gol in un campaccio, ti ricordi Ciccio? Feci gol andate e ritorno, Pippo, tutte due volte. Tipo, ieri parlavo di te con Toto Disco e Maurizio Miranda e mi dicevano che eri veramente forte. Te l'ho detto, allora all'inizio con Zeman. Approfittiamo dell'arrivo di mister. Bene, voi? Sì, ti vediamo benissimo, mister. Approfittiamo del tuo arrivo per chiederti una cosa. Stavamo parlando, diciamo, delle proposte che sono arrivate ieri dalla Lega Nazionale Dilettanti, che dicevano che in eccellenza, secondo diciamo indiscrezioni, sale la prima e retrocede l'ultima. Diciamo Canicattì, tu come Sant'Agata sei diciamo nella posizione di secondo in classifica e c'era un po' il campionato ancora aperto perché come diceva Vito Lupo anche ai nostri microfoni di recente c'erano tanti scontri diretti, quindi Canicattì aveva ancora l'opportunità di fare il miracolo. Tu come la vedi questa decisione? Ti senti penalizzato come Canicattì? Ma penalizzato chiaramente per quello che ha fatto, devo essere sincero con molta onestà, per quello che ha fatto il Dattilo dalla prima giornata fino adesso, fino a quando si è concluso il campionato. Direi che ha fatto un percorso incredibile, ha meritato la prima posizione in classifica ed è giusto che secondo me vada su, anche se come dicevi tu ci c'erano tanti scontri diretti alla fine del torneo, mancavano 6 partite. Il Dattilo doveva incontrare noi, doveva incontrare l'Agragas, doveva incontrare Geraci, doveva incontrare la San Catardese. Erano tutte partite toste, però aveva anche un discreto margine di vantaggio, doveva 6 punti e tutte queste partite le doveva affrontare in casa. Io dico che è giusto che il Dattilo, per quello che ha fatto e ha costruito in questo campionato, vada su. C'è un minimo di dispiacere perché giustamente c'erano partite da giocare e non so come andava a finire. Probabilmente il Dattilo continuava a fare la sua strada e vinceva senza aver questa vittoria a tavolino. Però è giusto, secondo me vada giusto il Dattilo in Serie D. Mister, ti volevo chiedere, diciamo che se dovesse essere data la possibilità alle seconde di potersi iscrivere in Serie D, tu pensi che il Canicattì oggi avrebbe la forza per iscriversi in Serie D, o come è successo già l'anno scorso, per esempio, che non hanno diciamo seguito la strada del ripescaggio dopo la finale playoff, potrebbero fare un passo indietro anche quest'anno? Ma io non credo, perché stamattina proprio parlavo col direttore Avarello e parlavamo proprio di questo, un'eventuale promozione in Serie D, se eravamo pronti o la società era pronta ad affrontare un campionato di D, con tutte le problematiche che in questo momento ha Canicattì per il discorso campo, che non è un campo, si deve trasferire a giocare a Ravanusa, allenarsi a Ravanusa. Però mi diceva il direttore che c'era la possibilità di mantenere l'impegno anche in Serie D, casomai dovessero metterci in Serie D, per cui c'è abbastanza fiducia in società e vediamo gli sviluppi. Ancora non è niente di definitivo, ma credo che il Canicattì come piazza, come blasone, come sia una società forte, una società che merita sicuramente una categoria più importante dell'eccellenza. Volevo fare i complimenti a Pasquale e a Ciccio per il lavoro che hanno fatto, sia Pasquale che Ciccio. Ciccio ha preso una situazione un po'
così la risollevate alla grande, e poi quando si sa, quando si deve rincorrere, alla fine paghi dazio. Questo è normale, mi è capitato anche a me. E a Pasquale, per quello che ha fatto con il Sant'Agata, ha fatto dei risultati importantissimi. Complimenti, ragazzi. Grazie Complimenti anche a te. Al mio amico Settineri, che ha fatto anche un grande lavoro a Ragusa. I complimenti faccio anche al direttore per il lavoro svolto a Ragusa, che è stata anche loro là una situazione non semplice, però hanno fatto veramente un grande lavoro. Complimenti a tutti. Mister, a proposito di saluti e complimenti, ho promesso al direttore del Mania di Ragusa, Nunzio Calogero, che ti avrei salutato in diretta, perché lui ci tiene a dire che sei uno, diciamo, degli addetti ai lavori di cui ha più stima come uomo e come allenatore. Grazie, io ricambio i saluti a Nunzio, lo conosco da tantissimi tempi, stiamo parlando di, io allenavo il Comiso in Serie D mi sembra che era 15-16 anni fa, è passato un po' di tempo. Questo un po' mi rattrista, perché vuol dire che sto diventando un po' vecchiotto. Però mister, di esperienza ne abbiamo bisogno. Ricambio i saluti comunque a Nunzio. Allora, andiamo avanti. Volevo chiedere a mister Ferrara, a parte, diciamo, la dichiarazione di Assenzio che ci ha fatto in diretta, che ti chiede se gli occhiali sono suoi, dice che il mister capirà se sono di Assenzio gli occhiali, però ti volevo chiedere nello specifico, che poi così mi rispondi a tutte e due le domande. Dicevo, se è davvero la prima in eccellenza va in Serie D e l'ultima scende in promozione, diciamo che in eccellenza B, col Milazzo che diciamo è stata estromessa dal campionato a dicembre, avremmo la possibilità di salvare una squadra come l'Atletico Catania, che da 3 anni a questa parte zoppica un po' come l'Atletico Catania. Mi scuseranno i tifosi dell'Atletico, perché per la storia e per il blasone l'Atletico Catania meriterebbe anche più dell'eccellenza, non soltanto l'eccellenza, però diciamo anche, mi riferisco anche alla Cefaledium nell'altro girone. Sono delle società che hanno avuto difficoltà ad affrontare questo campionato e che comunque per colpa o per merito del Covid si troverebbero salve. Tu cosa ne pensi di questa cosa? Guarda, ho letto da qualche parte ho letto che il centro-sud rispetto al centro-nord nella votazione ad unanimità è stato deciso perché il centro-nord non vuole bloccaggio dall'eccellenza scendere, che non retrocede nessuno, mentre il centro-sud voleva l'ultima che retrocede. Alla fine il compromesso è che non scende nessuno, quindi né Atletico Catania né Cefalù, se passa questa linea qua e ratifica il Consiglio federale, non ci sono retrocessioni in Sicilia e né al nord in nessun posto, perché parlando anche con Michele Campo, che lui allena una squadra in eccellenza in Friuli, mi diceva che non c'è retrocessione, quindi è questa la realtà delle cose, il controsenso, quello che vogliamola chiamare purtroppo il compromesso, i chiaroscuri. Mister Di Gaetano, dici pure. Una domanda, ma retrocede nessuno? Dalla promozione chi sale? Le prime, le seconde che hanno diritto per i prof, in caso, perché quel che traspare e che si sente in giro, che la promozione toglieranno un giro. Scusami, in eccellenza ci sono, in Sicilia ci sono 2 gironi, non retrocede nessuno, in promozione ci sono 4 gironi. Che fai? Così è la linea. È matematica, non ragazzi, retrocede nessuno. Ma non retrocede nessuno, compare. Questa è la linea che ti devo dire. Saranno più squadre nei gironi. Non lo so, Pippe. Io quello che dicono, non lo so. Loro hanno fatto questa linea qua è quella che sembra vada avanti, perché io ho fatto con qualche amico al nord questa incrocio e mi cammina questo discorso. Poi quello che faranno, ripeto, non lo so. Come si dice che possono fare un girone curiosità, e non lo so, non li faccio nella stanza dei bottoni. Io non ci sono, io ascolto, giro, chiamo e poi mi informo da qual è poi quello che decide la stanza dei bottoni. Io invece volevo dire una cosa, se posso, riguardo la situazione. Pippo, perdonami se parlo del Canicattì, però
la mia domanda è spontanea, dico, ma se alla base tu hai problemi del campo e problemi dello stadio e non... allora provi a vincere un campionato sapendo che poi l'anno successivo devi andare a traslocare in un altro paese, in un altro coso, dico, così come Canicattì ce ne sono altre in realtà che purtroppo hanno questa problematica. Quindi Dattilo ce l'ha il campo, il Dattilo. Dattilo gioca a Paceco. Dattilo e Paceco è la stessa frazione, si può dire. Tu pensa che addirittura Paceco, Dattilo è frazione di Paceco, cioè addirittura. Okay. Quindi giocherà a Paceco e fra le altre cose non è alla Serie B. Hai visto? No, e quindi devo andare a devo andare a Paceco, abbiamo giocato un anno e ti posso garantire che se noi avessimo giocato a Paceco probabilmente, non dico che ci saremmo salvati, però avremmo avuto qualche possibilità in più, perché quando venivano l'Ercolanese, la Nocerina e giochi al provinciale, tanta roba lì. Pippo è venuto a Gela con Gela da noi e Pippo lo sa come giocavamo noi. Quindi, però abbiamo pagato l'inesperienza, abbiamo pagato tante cose, però una squadra forte come il Gela, come la Nocerina, come la Vibonese, ti va a giocare al provinciale, non è la stessa cosa che giocare a Paceco, con tutto il rispetto per lo stadio di Paceco. Mister Romano, volevi rispondere a questa considerazione di Mister Di Gaetano? No, io credo che se il Canicattì dovesse avere questa possibilità di andare in Serie D, perché dovrebbe rinunciare? D'altronde ci sono state altre squadre dove hanno giocato per un anno, hanno avuto la proroga per giocare in altri campi per un anno e aspettare il campo di destinazione, il proprio campo. Canicattì sta facendo dei lavori al campo, perciò credo che il progetto dello stadio sta andando avanti. Può per un anno sopperire a questa situazione qua, come è successo in eccellenza per 2 anni, ha fatto tutti 2 campionati a Ravanusa, potrebbe anche fare un anno ancora in Serie D, se c'è l'omologazione poi dello stadio di Ravanusa a fare la Serie D e poi trasferirsi l'anno venturo a Canicattì. Però un'occasione, se dovesse succedere questo, è un'occasione da non perdere, perché ripeto ancora una volta, Canicattì è una piazza importante, ha un pubblico importante, è una società che ha un grande blasone, ed è giusto che se c'è questa possibilità, è giusto che la società, secondo me, poi sono valutazioni che deve fare la società, io parlo come allenatore e come uomo di sport. Giustamente deve fare la società, se è una possibilità che conviene o non conviene. Su questa valutazione non si discute. Volevo chiedere invece a Francesca Gregorio, traendo spunto da un commento, che ci dicono che almeno 3-4 squadre per girone falliranno, quindi diciamo non avremo problemi di numero, come si diceva, di allargare l'eccellenza, allargare le promozioni e roba varie. Direttore, tu cosa ne pensi? Ma no, le cose non si possono dire così prima, non si sa chi parteciperà, perché sulla base di cosa possiamo dedurre questo, che falleranno una squadra, una società. Magari chi ad esempio vuole oppure c'ha a cuore, sto facendo un esempio, l'Atletico Catania, proprio perché essendo una squadra che ha avuto un passato importante, magari penserà bene di prendere in pugno la situazione, la società e farla ripartire. Non lo possiamo sapere. Direttore, parliamo di fatti concreti. Diciamo che di recente si è parlato di una cordata ragusana che si è avvicinato a Ragusa e che ha parlato con D'Amico. Stamattina c'è stata una riunione in cui tu eri presente. Ci puoi svelare cos'è emerso? Non sorrida, direttore. E allora il sorpresone è proprio questo. Non c'è stata la riunione perché hanno richiamato e che non si presentavano, quindi siamo rimasti così in aria. Non è avvenuto. Si sono già tirati indietro? Sì. Ma non solo per la riunione, si sono tirati indietro nella trattativa vera e propria? No, non lo sappiamo, però non si sono presentati. Diciamo che non parte bene allora questa trattativa. Non è partita.
Non è partita, sì. Però ancora siamo lì, il presidente ovviamente è curioso soprattutto di sapere, di conoscere qual è la proposta, attivamente, ma proprio per il bene del Ragusa, perché a differenza, mi dispiace veramente per il mister Romano e per il Canicattì che non abbiano dove poter poi svolgere un campionato nell'eventualità che facessero la Serie D. Invece questo problema, ad esempio, non ce l'avrebbe il Ragusa. Abbiamo uno stadio che è idoneo, è grande e che può ricevere, che quindi la società, la squadra può affrontare anche un campionato di Serie D, lo può ospitare. Però Sempre direttrice, per regolamento, essendo che c'è un'altra squadra in Ragusa in Serie D, è possibile avere, perché in genere nei ripescaggi dove c'è un'altra squadra viene messa in coda alla lista dei ripescaggi, essendoci un'altra squadra di Serie D nella stessa città. Ecco, qual è la domanda? No, il mister Ferrara ha studiato, mi sa che ha tante talpe, diciamo lui in procura, ha studiato che se c'è già un'altra squadra in D della stessa città, la domanda di ripescaggio del Ragusa sarebbe messa in coda, quindi diciamo dietro ad altre richieste di altre città che non avrebbero... Perché essendoci un'altra squadra in D, per esempio porto l'esempio del Reggio Mediterraneo di Reggio Calabria, è una squadra dove c'è già un'altra squadra, quindi sarà messa in coda, non ricettata del tutto la richiesta, però è messa in coda nelle domande di ripescaggio. Dico questo perché c'è già un'altra città, tipo città di Ragusa a Ragusa. Quindi Però la Serie D mi sembra... Io ovviamente adotto anche lo stile dell'avvocato e quindi tutte le tattiche dell'avvocato. Intanto io posso anche giocarmi questa chance, perché no, io devo, è un mio dovere intanto presentare le eventualità, non mi precludo una possibilità. Poi sta ovviamente a chi di dovere magari non tenerne conto e fare una graduatoria, però io me la gioco. Chiaro. Sì, Volevo per fare... carità, dico, il regolamento, dico, per questo. Volevo fare un giro di domande personali partendo da mister Romano. Mister, tu ti sei messo in gioco quest'anno in eccellenza a Canicattì dopo anni in cui hai fatto non bene ma di più in Serie D, mi vengono in mente le esperienze ad Acireale, ma andando un po' più indietro anche a Noto, diciamo che in Serie D hai fatto benissimo. Ti sei rimesso in gioco in eccellenza, ma diciamo che mister Pippo Romano almeno in Serie D ci deve stare, penso che sono tutti d'accordo con me. Mister Romano. Ma mi sono rimesso in gioco, io ho valutato... Dopo Acireale ho valutato 4-5 offerte e poi ho scelto Canicattì perché secondo me Canicattì era la più indicata per quello che era il mio modo di gestire e di fare calcio. Chiaramente un allenatore quando ha una possibilità di lavorare in un ambiente sano, in una società sana, non ragiona più col discorso di Serie D o eccellenza, perché è inutile andare a lavorare in Serie D e poi ti fanno mancare dall'acqua al sale, come si suol dire. E allora avere meglio una società di eccellenza dove non ti fa mancare niente, dove hai una base di società ben strutturata e lavorare tranquillamente. Ci sono parecchie squadre in Serie D dove si va tutti gli anni alla rincorsa di tante situazioni difficili e poi non si portano a termine. Io volevo riallacciarmi solamente a un discorso. Ho sentito che quest'anno saranno le iscrizioni gratis, almeno la federazione la vuole mettere. Questo sarà un macello se non ci saranno delle opzioni a garantire gli addetti ai lavori, perché se no sarebbe troppo facile fare un'iscrizione gratis arrivata a ottobre, novembre, dicembre, succede come è successo quest'anno in alcune società che poi non portano a termine quello che devono portare. Perciò ci vuole secondo me un'iscrizione, si va bene gratis, però mettiamo delle federazioni a garantire i calciatori gli addetti ai lavori. Questo secondo me è la cosa che bisognerebbe fare delle riforme serie, non bla 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 bla, come si può dire. Mi sa che è d'accordo con te, mister Ferrara. Un grande Pippetto, perché vedi l'esperienza a cosa giova. Una parola troppo grossa a dire Pippetto Romano si è messo in gioco,
perché per Petromane è una certezza, è un punto di riferimento per tutti noi, per quello che ha fatto negli anni. Ecco, questo lo voglio evidenziare bene a chiare lettere e condivido in pieno da saggio, qual è lui, le parole sante che non posso regalare i campionati alle società, perché non esiste che io faccia iscrivere tutti gratis, quello non esiste. Io credo che non fare pagare l'iscrizione prima devi passare attraverso una selezione, devo selezionare bene le società e poi se devo dare delle, diciamo, contributi o andare incontro, ben vengano, perché se il Covid e il governo porta l'infa nuova alle società dilettantistiche, le società le devono avere, credo, questo sì, e li devono avere perché per gli anni dei sacrifici che fanno. Però prima devo mettere dei paletti per entrare, non posso dire così si iscrivono tutti, quindi non ho bisogno più di fare di togliere un girone in promozione, anzi da 4 devo passare a 5, da 3 da 2 gironi di eccellenza farne 3, se io regalo questo no, e a quel punto non va bene, bisogna avere prima di entrare dei paletti di accesso e, come dice Pippo, avere dei pagamenti, fare delle fiduzioni che garantiscono il minimo indispensabile a quelli che sono gli addetti ai lavori. Ecco, questo sì. Chi lo può fare lo fa, chi non lo può fare non si iscrive, tanto semplice, no? E sarebbe, mister Pippo Romano, sarebbe un modo anche per ridare vigore al calcio siciliano. Ma noi abbiamo bisogno di questo, il calcio siciliano sta morendo, forse non ce ne rendiamo conto. Catania, vedi le realtà di Messina, le realtà di Palermo, la Sicilia sta morendo sotto questo aspetto, per non parlare poi di altri aspetti, però sotto questo aspetto veramente è triste. Avevamo squadre un tempo che erano veramente i tempi di fiore all'occhiello, adesso sta finendo tutto. Chiaro. Mister Di Gaetano, non so se volevi aggiungere qualcosa. No, tutto. Allora, ti volevo chiedere allora se hai visto il salottino di sabato scorso, che c'erano qui il presidente Castronovo e il direttore Marletta, e diciamo che entrambi un po' hanno aperto al futuro per avere sulla panchina Mister Di Gaetano. Ma guarda, ti dico la verità, io sono conteso tra Hertha Berlino e PSV Eindhoven, quindi dovrò fare... Ma guarda, no, a parte gli scherzi, che comunque secondo me è sempre bello scherzare sulle proprie vicissitudini, no? Dico, guarda, stiamo parlando di due piazze veramente importanti, perché Agrigento, tra altre cose, negli anni scorsi sono stato, ti dico la verità, anche quasi ad allenarla, l'Agragas. Quindi diciamo che i contatti ci sono sempre stati, anche negli anni scorsi, è stata una bella cosa. Poi dico, non succede, no? Però fa piacere essere accostati a queste squadre, a queste società blasonate, importanti. Stessa cosa per Siracusa. Siracusa viene semplice fare questo ragionamento in funzione del fatto che io quest'anno sia a Palazzolo, sia stato a Palazzolo con Cutrufo, che comunque sia legato a Siracusa, il fratello dell'altro presidente, comunque di famiglia sono il Siracusa loro, no? Cioè, quindi magari uno è portato a fare questo ragionamento, però è ovvio che comunque sia, qualora si presentassero delle offerte di lavoro, è giusto valutarle, ma ti dico la verità, già qualcosina con qualcuno qualche accenno c'è stato, ma io per come sono fatto, per correttezza, per lealtà, ho già detto loro che così devo sentire prima la famiglia Cutrufo, perché sono le persone che mi hanno dato da vivere fino ad oggi, quindi meritano tutto il rispetto da parte mia. Vabbè, quello che comunque mi viene in mente da dire è che l'anno scorso, quando tu hai sposato in corso il progetto del Palazzolo, comunque hai sposato non solo il Palazzolo, ma un progetto con i Cutrufo, quindi nulla vieta che duri nel tempo.
Sì, sì, no, ma infatti anche prima quando parlavamo di progetto, io non mi riferisco al progetto cioè basato sull'economico, perché non è quello. Il progetto, io intendo la crescita, ci deve essere insieme, quindi allenatore, squadra, società, tifoserie e tutto quanto. E allora, cioè, quindi significa che anche nei momenti meno belli della stagione ci deve essere la bravura, la compattezza e la forza di rimanere uniti se si crede davvero in quelle persone con cui hai intrapreso questo progetto. E allora probabilmente poi alla fine raggiungi gli obiettivi veramente che ti sei prefissato ad inizio stagione. Se no è dura, perché se tu parli di progetto e poi a minima difficoltà cambia e allora lì non è più progetto ma è un casino. Chiaro, chiaro, chiaro. Allora, direttore Grigorio, parlavamo anche della Marletta, non nomino altre, non me ne vogliono, ma ce ne sono anche altre, ma tra te e la Marletta, diciamo, siete la testimonianza che non è il sesso, cioè maschile o femminile, a decidere cosa si fa nel calcio, ma la competenza e la professionalità. Sì, sì, questo intanto mi fa piacere. Lei magari calcisticamente parlando ha iniziato prima di me, io ho fatto altre esperienze di altri sport. Vedo che lei ha fatto bene in passato, sta continuando a fare bene e diciamo per me è quasi un conforto avere e vedere anche un'altra figura determinata, perché anch'io lo sono, a continuare in questo mondo ancora, non dico maschilista, però prevalentemente preparato da uomo. Ma Quindi benvengano invece le donne competenti come voi. grazie. Mister Romano, dal lato della tua esperienza, poco fa c'è stata una diatriba tra Mister Ferrara e Mister Di Gaetano. Mister Ferrara nel breve sosteneva, diciamo, che il progetto lasciamoglielo agli architetti e ai geometri, mentre Mister Di Gaetano, diciamo, forzava la mano sull'importanza del progetto. Tu che ne pensi? Ma io non mi voglio intromettere in questa discussione tra Pasquale e Ciccio, perciò se la sono sbrigati loro e non mi voglio mettere né con uno né con l'altro. Però diciamo quanto è importante programmare, si scherzava, no, io no, lo so, capisco, no. Io penso che lasciamo stare i progetti, io credo che bisogna, quando uno va ad allenare una squadra, una società, deve capire bene che strutturalmente che società c'è, perché si può parlare di progetti, si può parlare di qualsiasi cosa a chiacchiere, poi bisogna vedere realmente quali sono le strutture societarie che hanno la forza di portare a termine determinate situazioni. Perciò io per questo poco fa dicevo che io quest'anno ho valutato 4 o 5 situazioni e poi ho scelto quella che secondo me era la più indicata a sposare le mie idee, il mio modo di vedere, perché credevo e credo che Canicattì abbia una buona base societaria, strutturata bene e con gente veramente che sa fare bene il proprio lavoro, il proprio mestiere. Perciò questo è indispensabile per me. Volevo anche dire una cosa, che l'altro giorno tu parlavi con Lupo, che ho sentito che quest'anno il Canicattì ha speso un po' di soldi. Canicattì quest'anno ha speso forse la metà della metà di quello che ha speso l'anno precedente, perché quest'anno abbiamo portato a termine una stagione con un budget, non dico irrisorio, ma abbiamo portato a termine una bella stagione con un budget minimo, che abbiamo fatto veramente delle cose grandiose, senza spendere chissà che cosa. Questo lo so, infatti adesso mi viene in mente quello che dicevamo con Vito, parlavamo del fatto che comunque prendendo Mister Romano, prendendo Vito Lupo, prendendo Matera, prendendo qualcuno, diciamo, aggiungendo, diciamo, il Canicattì a dicembre non ha tirato i remi in barca come poteva fare qualcun altro, però ha investito pochissimo rispetto al passato. Ricordiamo che l'anno prima aveva Iraci, aveva D'Angelo, aveva, diciamo, uno squadrone Mister Terranova, però quello che volevo dire era che comunque anche il fatto di non aver tirato i remi in barca a dicembre non fa sì che comunque potesse essere premiato con questo stop. Questo volevamo dire, cioè nel senso che siete stati penalizzati dallo stop come lo è stato il Sant'Agata. Questo era il discorso che affrontavamo con Lupo. Sì, poi è chiaro che a dicembre abbiamo messo qualcosina dentro, come Lupo, come Matera, come Greco,
chiaramente Lupo non l'ho avuto 2 partite poi alla fine, perché tra gli infortuni e le squalifiche l'ho avuto poco, però diciamo che a prescindere dal mercato che avevamo fatto a dicembre stavamo facendo anche bene con quello che avevamo, perciò chiaramente ci siamo trovati là e abbiamo pensato di mettere qualcosina in più dentro per affrontare casomai una situazione più importante. Diciamo che diciamo che la tua mano è stata importante, però proprio lì, questo ti voglio chiedere, cioè, quando siete stati penalizzati, nel senso, da questo stop, perché questo ti voglio dire, perché magari potevate fare di più nel resto del campionato. La mano è relativa, Pasquale e Ciccio me ne possono dare conferma, se non c'è la disponibilità del gruppo al lavoro a sposare i tuoi principi tutto diventa più difficile, perciò deve avere un gruppo che ti viene dietro, ti segue assolutamente, sposa le tue linee, e allora chiaramente si può far bene, ma io solo non posso fare niente se non c'è la disponibilità dei ragazzi. Chiaro, mister. Allora, diciamo che non ce ne siamo accorti, ma siamo online in diretta da quasi 1 ora e mezza, quindi diciamo che possiamo cominciare a lasciare qualcuno ai propri impegni. Mister Ferrara, voglio che ti metti gli occhiali per salutarci, però. Va bene. Quando sento parlare Pippo mi viene la pelle d'oca. Serie C, Igea, Ragusa, Vittoria, Gela, Modica. Serie A, Messina, Catania, Palermo. Dov'è? Da calciatore. No, da squadre di calcio che tu hai allenato pure a Ragusa in Serie C e ci siamo incontrati con l'Igea. Igea Virtus 99 2010 parliamo. No, la Serie C, che c'erano quell'anno in un girone Igea, Ragusa, Vittoria, Gela e Modica. In Serie A c'era Messina, Catania e Palermo. Cioè dico, per sei un'enciclopedia, mister. A me Ciccio, no? Dai, il fatto che devono fare ingegneri gli architetti progetti, quelli erano progetti seri e fondati. Oggi c'è solo gente che vende fumo negli occhi, a parte il Sant'Agata, diciamo, la società Canicattì, Cutrufo, gli altri, qualche altro, dico, sulle punte della mano si contano. E questo è il mio concetto fondamentale, ecco, quello là. Mister Romano, non si può dire che Mister Ferrara non sia un tuo fan, diciamo, cioè si ricorda tutto il tuo curriculum a memoria. Forse ho qualche anno in più di Pasquale. Quanti anni hai tu, Pasquale? Io sono vecchiotto. Non è che possiamo svelare queste cose in diretta, però l'età non si può svelare in diretta. No, vabbè, io ho tanti anni in meno di Pippetto, qualche anno in meno, 2 o 3 anni, non lo so, meno siamo. Ma scherziamo comunque, dai, è un piacere sentire che la gente mi segue, dai. Allora, sintonizzati sulla stessa frequenza d'onda. Sì, a Mister Pippo Romano mi viene in mente una cosa, si parlava di Palermo, tu hai giocato a Palermo ma non l'hai mai allenato, se non sbaglio, però sei contento di questo ritorno tra i professionisti dei rosaneri? Chiaramente, che devo dire di no, la mia città, per una piazza come Palermo, già fare la B è qualcosa che non è nelle proprie caratteristiche, nelle proprie cose, perciò credo che Palermo merita la Serie A, perché stiamo parlando che il Palermo va in C, ma in C Palermo non c'entra niente, Palermo deve stare in A, come Catania deve stare in A, come Messina deve stare in A, perché sono piazze, secondo me, che hanno un bacino d'utenza e un trasporto a livello di tifoseria importante. Perciò sono felice, strafelice. Speriamo che sia una crescita del Palermo negli anni, che possa arrivare a quello che giustamente merita. Siamo d'accordo. Allora io voglio salutare l'avvocato Francesca Grigorio, grazie avvocato per essere stata con noi. Grazie a te dell'invito, saluto tutti gli ospiti, tanto rispetto e per me è stato un onore stare con loro. Mi saluti tanto mister Settineri. Non mancherò sicuramente, ma sarà lì a vederci a sentirci. Sarà lì a seguirci. Ringrazio il tecnico del Palazzolo, mister Ciccio Di Gaetano, grazie mister. Grazie Vittorio per il tuo invito ancora una volta e grazie per avermi dato la possibilità di confrontarmi con
e discutere, chiacchierare più che altro, discutere con Pasquale, però con Pasquale Pippo è il direttore. Comunque. Diciamo mi ha fatto veramente piacere, un bel pomeriggio. Visto che, reciproco visto che non lo possiamo fare al bar, lo facciamo qui su Facebook. Allora ringrazio anche il tecnico del Sant'Agata, mister Pasquale Ferrara. Ciao a tutti. Complimenti sui campi. Complimenti per gli occhiali, mister. Grazie. E salutiamo mister Pippo Romano. Mister, è stato un piacere averti, diciamo, per poco, ma sei stato, diciamo, preciso, puntuale ed efficace. Quindi grazie mister, ti ringrazio per l'impegno che ci hai messo per essere riuscito ad arrivare qui in diretta con noi. Grazie mister Pippo. Grazie a voi, grazie Vittorio per l'invito. Saluto affettuosamente e caramente Ciccio, Pasquale, la dottoressa Grigorio. Faccio a tutti voi un grandissimo in bocca al lupo, sperando che iniziamo presto a lavorare, a confrontarci dentro i campi di gioco e a sprigionare tutta quella che è la nostra passione e la nostra voglia. Perciò un abbraccio a tutti, in bocca al lupo e grazie ancora per l'invito. E allora ringrazio tutti quanti ci hanno seguito, grazie a tutti ragazzi, l'augurio, quello che hanno fatto i nostri allenatori è quello di rivederci su quel campo verde che tanto ci appassiona e che tanto ci dà amore. Ciao ragazzi!